qui con mister Chinnici del Marsado, poi il pareggio dei suoi arrivato all'ultimo da parte del Castellammare. Mister, una beffa dopo aver condotto la gara praticamente per 70 minuti, è arrivato alla fine il fallo a rigore che ha portato Messina a pareggiare al dischetto. Comunque una prova positiva, contando che oggi rispetto alla formazione di Castelvetrano sono stati cambiati 10 elementi. Ma guarda, sui cambi dei giocatori ne ero sicuro che comunque non... Cioè, io conto su tutta l'intera rosa, quindi ero sicuro della squadra che avevo messo in campo e si è visto, perché comunque abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo per tratti effettuato anche un buon gioco, siamo arrivati a finalizzare bene, però dobbiamo chiuderle queste partite, perché non puoi dominare una partita come oggi e poi al 90esimo prendere un calcio di rigore e andare via col pareggio. Dico, è un'andata di coppa, c'è il ritorno, lo sappiamo benissimo, però non va bene. Dobbiamo invertire questa rotta e dobbiamo capire che appena abbiamo un'occasione dobbiamo essere più cinici e chiudere il risultato. Oggi andiamo via con l'amaro in bocca, però con la consapevolezza che abbiamo fatto comunque una grande prestazione, c'è il ritorno di coppa e la testa domenica. Prima ancora appunto del ritorno di Coppa c'è la partita, come ha detto lei, di domenica contro il Bagheria. Sì, domenica è un'altra grande bella partita contro un altro bello avversario e quindi adesso da domani iniziamo a pensare al Bagheria.